Ah, sì, oggi abbiamo il braccetto magico. Il braccione, ti ricordi? Ecco qua. Come volete vedere, reca, con barba. Good morning ragazzi, good morning. Buongiorno. Oggi è 32 gennaio 2018. Mamma mia. Oggi è un buongiorno artigianale. Gli altamecano, gli alt braccetti. A me che si arraccia da Si sente... Ciao Peter, buongiorno Peter Napoletano. Si sente... Oggi buongiorno. Visto che ieri eravamo leoni. La sera leoni. Ma Enzo, ciao tu. Enzo, a proposito, non ce ne chiude che non ci ritratto. Ancora non ci trovo. Ieri siamo andati al campionato mondiale o internazionale era? Se hai mangiato così tanto che non hai capito. Comunque ragazzi, per favore trovate un sarto per Lello il Rosso. Trovate un sarto per Cianello il Rosso, io vengo a fare una veste. Saraceni, buongiorno. Io vengo a fare una veste e non ho fatto una veste, ragazzi. Mi sa che è meglio farlo così il buongiorno, lo sai. Non l'ha capito ancora. Saluta. Buongiorno Raffaele, buongiorno Raffaele. Io bucio che schiava Raffaele. No, che schiavelello. Buongiorno Vicky, ma stiamo scontrati proprio. Il telefono si è uscito a bescia. Scusate la musica. Mannaggia. Aspetta. Già, Resta. Ah. Cos'è? E domani. E domani. E allora, buona giornata, buongiorno, spettacolare, speciale. Ah, guardate signori, questo sì che è un buongiorno. Che comunque secondo me il braccetto fisso non va bene. È vero. Vedi com'è più bello così? Ecco Franco, il mio autista, buongiorno. Si alma, E allora? Si sente un leggero di alcol. No, dai, non dire queste cose, dai. Meno male che non ne stava più. Ragazzi, a un certo punto il cameriere ha detto no ragazzi, la birra è finita. Avete visto bene? Enzo Dervi ancora vai là e non ci trovi, Enzo, non ti preoccupare. Dai, aveva da fare il nostro amico. Comunque è vero che il braccetto è la flessibilità della vita, vedi che colpo d'occhio qua, Infatti. Bellissimo. Gino Pastore che ci fece compagnia. E lo so Peter, ma purtroppo qua abbiamo due mani, e musica, e tu... Si lamenta Peter. Peter non è napoletano, dice... Stai fermo con lui, e c'è buona ma sono avanti. Stiamo senza braccetto io, se non l'ha capito. 2 minuti di serietà. C'è un bel. Beh, io mi faccio sciogliere con l'occhio. Però mi faccio vedere i cose che non si vanno quando sto con fisse. Come il GIF, come se fosse un GIF. Scusa. Ciao Mary, buongiorno a tutti quanti voi. Allora ragazzi, 2 minuti di serietà. Abbiamo scoperto stamattina un'altra ennesima puttanata. Ok? Il famoso sottovia di via Einaudi, quello che deve andare via Fracanzano, ritardo. Stavo vedendo. Scusa se ti ho distolto le 2 minuti. Oh, ma ne chiamo, lo so. Allora ragazzi, Einaudi non lo aprono ancora il ponte. Hanno scoperto un altro impedimento, i lavori si prolungano. Oh, ma scusate, ma capisci vedete giù? No. C'è possibile, io ho 3 iene che è stato 2 e ora vi accorgete di una cosa in ritardo, che c'è un sottoservizio. Oh, ma già da pigliare che colore c'è? Madonna, che bello. Un attimo ragazzi, sto accelerando perché il sole se ne sta scappando. È da vedere, Sì. A salire da dietro. Ci sono andati gli amici forse. Sì. Il ponte Einaudi
non si apre il sottopasso ancora e quindi prolungherà viando, tutto allungato, cioè non si capisce che... Oh, ma adesso è stata a feo comune. Abbiamo preso l'iniziativa? Sì, la decisione è presa? Qua si sta girando lui, esce bene. Non aguantiamo solo, c'è solo, La decisione è presa? È quasi presa, ragazzi, è quasi presa. Adesso, basta. Ma buttiamo un sondaggio. Sì, no. Ma quasi quasi, lo facciamo? Sì, ma ormai tanto il sondaggio... la gente, dici tu sei, no, dici tu sei. È chiaro che dobbiamo organizzarci, a come dicete qui. A sabato, organizziamo scagliate salute. Ah, sì. Mamma mia, dove stai? Eccolo. Eh sì, qua stava l'interruzione, capito, zio? Ciao Frank, dice una tua carissima amica. Signori, siete pronti? Oh, madonna. Tuo mare quanto è bella. Sei già facendo. Ecco, quando uno vuole inseguire una cosa, un sogno, lo insegue e lo trova, cari amici, è vero? Ma capito come sei te? 5, 4, 3, 2, 1, ecco, the sun, un sole. E stai tutto pagato. Ragazzi, cosa volete? Cosa volete? Il un buongiorno così, ve lo immaginavate? Buongiorno. Te l'ho mai visto un sole? Ci faccia a tre, come cadate? E poi a marrone, mi do male quando è bene e sale a salire da lì, no, io perché stai rotto ancora, hai ragione. Stai interrotto? Mi sa di sì, mi stai tutto rotto, Madonna mia, stai ragazzi. tutto rotto sto paese. A proposito ragazzi, oggi lo voglio dire, oggi la mia mamma torna a casa. Una bella notizia, lei volta Mattei. Grazie a Dio la mamma tutto a posto. E ci t'ha fatto niente. Giusto, dai. Ci t'ha fatto niente. Però da tu macini. Zio. L'alba. Cioè, oggi possiamo far vedere il mare. Vedi il mare, è bello. E poi c'è il paradiso, vedi? Sì. Cosa si fa? Vedi? Ci sta venuto, torniamo alle tua marcia che si faccia un No, tu sei da votare. Tu sei da votare. Un sindaco così, io l'ho vi rendete conto, vi faccio vedere il sole a retroverso, sì, perché non è nato, quindi approfittiamo. Qui è ancora buio, dice disperata no. Ciao, disperata. Mannaggia, disperata. È il mare che è bello, signori. Quello è il mare, non è la terra. Io non batto questo. Io non sto leggendo oggi i messaggi, arrivano i messaggi educati. Tutti i messaggi super buoni. E quindi ragazzi, niente un po' di Venaudo, nessuno sa niente. Cioè, ma secondo te Lello, facciamo finire da tu ieri ok? No, non capisci niente. Cioè là stanno da 3 anni a fare i lavori, il cantiere, ora che devono consegnare scoprono che sta un sottoservizio. Ma non sta perché giro. E quello è il vero problema. Ce la facciamo, zio, prende sette. Sì. Il trabucco, ho saputo che il trabucco incominciano a creare. Signori, che bello. Ma vedi il braccetto, ragazzi, il braccetto è meglio senza il braccetto rigido. Mettiamo il braccione di Zionello. Pitalo napoletano e dite. Solamente sempre. E dite Lucci, mi sta fefe. Buongiorno Luzia Ricco, buongiorno Vicchi, buongiorno.
Michele, buongiorno Veri, buongiorno Ruggero, buongiorno a Michele Palmitessa, buongiorno Michele Magliocca. La decisione Giovanni Canargiu è quasi presa. Buonasera. E buone feste. Enzo Delvi, buongiorno. Buongiorno Enzo Delvi, buongiorno a Lela. Allora ragazzi, andiamo cercando un fotografo che metta Lello nella fotografia per le elezioni, un elettrauto che aggiusta la macchina a Lello. Stiamo cercando un sacco di roba, ragazzi. Beh ragazzi, io vi auguro veramente un buon mercoledì. Ieri la Juve ha vinto, il grande Gigi Buffon è parato l'altro record, una grande parata alla fine. E io disturbo da Franca. No, non si preoccupate, ormai noi abbiamo altri obiettivi noi. Pasticcini! Hai visto pasticcini? Pasticcini gourmandisa, come stai? Volevo salutare, che dici? Salutiamo ragazzi, mi raccomando. Un The Gate sempre. Sempre un glass, chi guagnò. Bare un glass e bare a parlare. E io per lui, ci caccio. La Giulia e da Barletta a Vest e Franco Di Piccoli e le Lourdes. Barletta e a Vest, ragazzi, la decisione è quasi presa. E buone feste. Ciao! Ciao a tutti.